Ciao, sono Ale Pittoni e oggi vi racconto la storia del brand Americanino, una storia pazzesca che parte dal basso dentro un capannone del veneziano. 1978. Adolfo Tato Bardelle, autista di ambulanza dell'ospedale di Chioggia, decide di cambiare vita e fonda il brand di abbigliamento Americanino, insieme ai soci Eugenio Gegè Schiena e Renzo Franco. Niente capitali faraonici, solo intuito e una visione chiara: trasformare i jeans da capo da lavoro a capo di moda. Fine anni 70, inizio anni 80. I primi jeans Americanino nascono a Cavarzere, nei capannoni dell'azienda tessile della moglie di Bardelle. È una delle scintille che accendono quello che, proprio in quegli anni, diventa il distretto veneto del jeans. Padova, Vicenza, Verona, Treviso. Piccole aziende, lavaggi innovativi, filiere corte e fiuto commerciale, dove il Made in Italy diventa il Made in Veneto. Poi negli anni 80 succede la magia. Il logo Americanino, con i due nativi americani che guardano in direzioni opposte, diventa un segno potentissimo di un'Italia in pieno boom economico e che sarebbe diventato di lì a poco la quarta potenza mondiale. Americanino a questo punto non è più solo un marchio, è un'identità. È nell'uniforme dei paninari e la troviamo sui jeans, sugli zaini, sui quaderni, sui televisori di casa, perfino sulla maglia di Zico dell'Udinese, un vero mito pop. 1989, mentre in Italia il marchio è al massimo della notorietà, viene concessa la licenza a una società colombiana per produrre e distribuire il marchio in America Latina. È una mossa che almeno al momento sembra marginale, ma che come vedremo salverà il brand. 1990-1992, i gusti cambiano, il mondo corre più veloce, il movimento paninaro si esaurisce ed Americanino resta legata a un immaginario difficile da aggiornare. Le vendite calano drasticamente. E nel 1992 arriva il fallimento. Da qui inizia una lunga querelle. Il marchio, separato dall'azienda, passa di mano tra società, licenze e tentativi di rilancio, che durano più di 20 anni. Nel 2016 viene messo ufficialmente in vendita con una base d'asta di 500.000 euro, una cifra che non misura la forza commerciale del brand, ma il suo peso simbolico. E veniamo a oggi. Mentre in Italia Americanino resta sospeso tra nostalgia e rilanci incompiuti, in Colombia è ancora vivo e vegeto. Negozi, e-commerce, nuove collezioni. Una seconda vita lontana dall'Italia, ma estremamente coerente con l'idea originale nata a Cavarzere. Ed è qui che ha senso tornare all'inizio e ricordare il grande Eugenio Gegè Schiena. Dalla sua visione nasceranno poi brand come King's Jeans, Murphy & I, Met e soprattutto le fondamenta del distretto veneto del jeans, che renderà la nostra regione una terra centrale nel racconto mondiale del denim. Cosa resta allora di questi anni '80? Restano i pomeriggi senza fretta, l'illusione che il futuro fosse luminoso e una moda iconica e senza tempo che ha tra i suoi protagonisti i jeans Americanino. A tutti gli effetti una Veneto icon.